siamo lasciati chiedendoci cos'è che ci può spingere ad andare allo stadio semplicemente per osservare. Ma la risposta è abbastanza semplice: la meraviglia. Siamo stati tutti bambini e da bambini abbiamo passato quell'età straordinaria che mette in grandissima difficoltà i genitori, che è l'età dei perché. I bambini sono un fiume di perché, chiedono perché su qualsiasi cosa e sono mossi nel fare questo tipo di domande dalla meraviglia, dalla sorpresa, dal bisogno di conoscere, di capire il mondo nel quale stanno vivendo, di imparare ad orientarsi, di prendere le distanze, di comprendere le cose, di capire la connessione esistente tra le cose. Crescendo perdiamo questa abitudine, questa immediatezza, questa spensieratezza che i bambini invece hanno, perché pensiamo di sapere già. Ad un certo punto succede qualcosa nella nostra vita per cui cominciamo ad accontentarci e cominciamo ad attingere al patrimonio di conoscenze e di risposte che abbiamo accumulato nel tempo e pensiamo di non averne più bisogno. Non c'è filosofia senza meraviglia, ci racconta Aristotele, uno dei più grandi filosofi dell'antichità. La filosofia nasce dalla meraviglia e la meraviglia è quel sentimento di stupore che noi proviamo di fronte al mondo nel momento in cui ci troviamo spiazzati, sbigottiti, quasi scioccati da ciò che sta davanti a noi. E ciò che sta davanti a noi non è semplicemente ciò che appare, ma è ciò che si presenta nel momento in cui proviamo ad andare oltre le apparenze. Ci sono cose che diamo continuamente per scontate, ad esempio il fatto che noi nasciamo e moriamo è una cosa scontata, tutti lo sanno, perché mai dovrebbe meravigliarci e stupirci il fatto che nasciamo e moriamo. Ma se proviamo a sostare semplicemente davanti a questa constatazione, a questo fatto, e proviamo a farci qualche domanda e ci chiediamo: ma che cos'è la vita? Che cos'è la morte? Perché nasciamo e moriamo? Ecco che a quel punto ci mancano le parole per rispondere a queste domande e veniamo sopraffatti dalla meraviglia, dallo sbigottamento, rimaniamo quasi scioccati di fronte ad una cosa alla quale non sappiamo dare una risposta. Ecco, è lì che nasce la filosofia ed è lì che noi dobbiamo provare a dare inizio al nostro percorso di osservatori, cominciando a fare domande e ponendoci nei confronti di ciò che viviamo in maniera critica. Questo attingere alle risposte che noi abbiamo già preconfezionate e messo da parte nella nostra vita per poterle tirare fuori nel momento in cui ci servono, ci crea l'illusione di sapere già tutto. Ed ecco quindi che accanto alla meraviglia, con la meraviglia, è assolutamente necessario mettere in moto un altro elemento fondamentale, che è riconducibile a forse una delle figure più note di tutta la filosofia, della storia della filosofia, che è Socrate. Socrate è famoso, lo sappiamo un pochino tutti. Chiunque abbia fatto qualche studio di filosofia sa che Socrate sosteneva di sapere di non sapere. Questa ammissione della propria ignoranza, questo riconoscimento del fatto che non siamo in possesso di tutto ciò che ci serve per affrontare la vita, per affrontare le avversità, per affrontare le sfide che la vita ci pone, è l'atteggiamento fondamentale che sta alla base dell'essere filosofi. Riconoscere la propria ignoranza è il punto di partenza per poter cominciare a fare domande. Ma che tipo di domande fa la filosofia? Questo sarà l'argomento del prossimo video.